Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, altra previsione, Napoli-Lazio. Ragazzi, le previsioni saranno così, c'era sempre quelle del Milan, più quelle più importanti, insomma le partite di cartello. La giornata c'è la Fiorentina-Juve e Napoli-Lazio, quindi è chiaro che devo fare assolutamente queste previsioni. Io sono col Napoli, andiamo. Tanti mi hanno chiesto di fare la previsione col Napoli, E anche la Master League, perché ci sono tanti napoletani nel mio canale. Andiamo, squadra che ammiro tantissimo, mi piace un casino. Napoli-Lazio. Ilner. Maggio. Ancora Ilner. Mare chiaro Hamsik. Vai Hamsik. Hamsik. Due squadre in super forma in questo inizio di campionato. Insigne. Hernanes. Per Miroslav Klose. Cecchino infallibile. Ma anche Edison Cavani non scherza. Candreva. Cana. Campagnaro. Attenzione, mamma mia. Rischio per Campagnaro. Ilner. Edinson Cavani. Goran Pandev. Pandev. Per Lorenzo Insigne. Insigne. Non vedo l'ora di avere la pace per poterlo avere perfetto di faccia e tutto. Attenzione, buon cambio gioco della Lazio. Radu. Per Klose. Ma Paolo Cannavaro recupera. Edinson Cavani. Pandev. Candreva recupera. Andre Diaz. Dai Napoli, dai. Scaloni. Aronica. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne vuole illuminare il San Paolo. Insigne. Parata di Marchetti. Goran Pandev. Attenzione. Mamma mia, ancora Pandev, sbaglia tutto. Al rinvio Marchetti. Lorenzo Insigne, peccato. Matusalem. Andre Diaz, la Lazio vada più a difendersi in questo momento. Matusalem, Radu. Radu sbaglia, Maggio recupera. Buono Maggio per Edinson Cavani. Cavani vede Pandev, attenzione il Napoli da solo. Siamo alla mezz'ora. Goran Pandev. Pandev! Ancora Marchetti. Incredibile, miracolo del portiere laziale. Hernanes. Berami, bravo Berami. Sbaglia tutto dopo però. Hernanes. Lorenzo Insigne. Insigne vede mare chiaro per Pandev. Vai Pandev, vai Pandev, vai Pandev. In mezzo c'è solo Insigne che è alto 1,10 m, cazzo. Hamsik. Hamsik gira subito ma Juric la prende. Male. Siamo già al 41esimo. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Insigne. Pandev. Aronica. Sbaglia, no, finisce il primo tempo. Partita giocata bene dal Napoli ma non riesce a trovare il gol. Seconda frazione. Il San Paolo vuole esplodere a un gol del Napoli. Matusalem. Maggio. Juric. Campagnolo recupera bene poi Maggio, bravissimo. Cagato. Juric. Radu. Maggio. Ilner. Dio mio, Radu recupera. Ancora tanti errori adesso in questa frazione. Campagnaro. De Santis la fa sua. Pandev di testa, non ce la fa. Berami. Non so che prova a perdere. Niente da fare. La Lazio respinge bene gli assalti napoletani. Candreva. Hernanes prova il numero. Hernanes
non lo ferma più nessuno, Hernanes entra in area ma recupera la difesa del Napoli. Pandev la dà a Lorenzo Insigne che si invola sulla fascia sinistra. Insigne, vede Pandev e c'è il gol su deviazione. Pandev. Bravo anche Insigne. Napoli 1, Lazio 0, gol di Pandev. Entra Zarate, esce Scaloni, vuole attaccare la Lazio, non ci sta, perde la seconda partita consecutiva dopo quella casalinga contro il Genoa. Attenzione Zarate, autore di una stagione disastrosa a Milano con l'Inter. Attenzione De Santis, è bravo De Santis, è bravo il Desa. Berami ancora per Insigne, va Insigne, il piccolo folletto, bravissimo Insigne che se ne va, e dopo sbaglia il passaggio finale, peccato, ma buon Napoli. Ilner per Berami, fallo, là. Prova Insigne, sbagliato, ma recupera forse c'è ancora fallo, niente da fare, la Lazio prova in contropiede, bravo Hamsik, e se fallo, va bene, mancano 11 minuti, più eventuale recupero qui dal San Paolo che sta esplodendo. Il Napoli vuole una grande vittoria. Berami, Pandev, Cavani si è visto poco oggi, Insigne di testa, riesce a recuperarla, grandissimo. Pandev, Cavani, Hamsik, niente da fare. Radu, Lazio prova all'ultimo arrembaggio. Candreva, Hernanes, Edinson Cavani per Maggio, mamma mia che impreciso Maggio. Cannavaro di testa per Berami, ancora Hamsik per Edinson Cavani per Pandev, bel tiro, bello questo un tiro eccitante, e finisce qua. Napoli batte Lazio 1-0, gol di Pandev, questa volta me lo ricordo. Buono raga, anche sto previsione è andata, l'ultima della quinta giornata, e niente, alla prossima, ciao!